Va bene che bisogna ritrovare la vita che il Covid ci ha tolto e tornare a respirare aria nuova, tornare ad una vita normale, ma cosa avrà convinto il governo ad aprire al 100% cinema e teatri? È cessata del tutto l'emergenza? È scomparso il rischio di contagio? Oppure il virus è da considerarsi un brutto ricordo? Certo non si può sentire chi dice che il decreto è un successo per le forze politiche. Nessuno deve sentirsi vincitore se ci sono i presupposti per tornare alla normalità, ma più che i politici si vorrebbe ascoltare il parere degli esperti. Cosa dicono appunto gli esperti, quelli che abbiamo visto tutti i giorni nei salotti televisivi a dettare regole? Dove sono finiti? Adesso, con l'importante decisione presa dal governo Draghi, servirebbe proprio un loro parere anche sulla fine dell'obbligo di mantenere la distanza di 1 metro. Bisogna comunque sperare nel buon Dio perché tutto vada per il verso giusto, secondo le aspirazioni anzitutto della gente. Sperare che a vincere una volta e per tutte sia la voglia di chi vuole tornare alle vecchie abitudini senza paura e senza preoccupazioni.